Buonasera cari amici e benvenuti anche oggi o questa sera alle Sibili Interattive con Hildegard Maletto-Veneziano. Lascio la parola subito a Hilde così comincio a spammare in vari social. Vai Hilde. Buonasera a tutti, è sempre un piacere ritrovarsi in questi appuntamenti durante i quali appunto ci mettiamo a vostra disposizione, vi dedichiamo mezz'ora, 40 minuti di tempo per rispondere gratuitamente a una vostra domanda. Dunque mercoledì 15 settembre, siamo a metà della settimana, ci sarà poi ancora l'appuntamento di venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube e concluderemo poi appunto gli incontri settimanali gratuiti. Rimaniamo comunque sempre a disposizione per consulti privati a pagamento, 20 euro, 45 minuti. Il numero del Marietto lo vedete nel titolo di questa diretta. Per quanti volessero poi in alternativa contattare me, potete contattarmi al 347 8702 622. Bene, detto questo, vi ricordo come sempre quali sono le cose che chiediamo quando appunto dovete... Certificato Covid? Il Green Pass, qualcosa lì. Se non avete una seconda dose non vi avvicinate. No, io ho la mascherina proprio perché per il Green Pass, perché visto che siamo in ambienti sociali dobbiamo avere le distanze sociali e di conseguenza do il buon esempio. Esatto, anche da casa. Allora, vabbè, a parte gli scherzi, quello che vi chiediamo ogni volta è più o meno sempre la stessa cosa, cioè mettete il vostro nome, la vostra data di nascita, formulate una domanda chiara, dunque niente cose generiche. Anche se chiedete sul lavoro, non restate per esempio in generale, cercate di specificare, perché questo serve a voi, non a noi. Noi sappiamo. Più è dettagliata la domanda, più abbiamo una linea energetica dove poter agganciarci. Perfetto, e chiaramente più la domanda è precisa e più di conseguenza anche noi siamo in grado di essere più attinenti possibili a quello che desiderate sapere. Dunque, questa è una cosa importante. Altra cosa importante è che quando la vostra domanda riguarda un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. La via col CAP no. No, questo possiamo... Solo nei consulti privati. Questo, nei consulti privati chiediamo ovviamente dove è possibile una foto, indicazioni per essere più precisi nella risposta, perché le Sibili Interattive online così, certo, sono attendibili, ma al massimo arrivano a 70. Sono attendibili, ma mancano degli elementi, manca quello che per esempio ci raccontate e che dunque può essere molto chiaramente leggibile all'interno della stesura. Dunque ci sono alcuni personaggi, alcune figure che emergono e si possono interpretare online non si dicono. Esatto, si possono interpretare con più chiarezza. In ogni caso, molto spesso per delicatezza, anche noi durante la diretta cerchiamo insomma di addolcire alcune pillole, no? Non diciamo proprio tutto, No, bisogna essere chiari. Però al di là di questo, no, Hilde, gli hai detto che noi abbiamo un sito e l'altro giorno mi sono messo a contare gli ebook che hanno scaricato dal 2015 e hanno scaricato più di 175.000 ebook di radionica e radiestesia. Gliel'hai detto? No, però lo hai appena fatto tu. Non me l'ha detto, però ve lo dico io. Il sito del Capitano dal 2015... Le persone che sono andate hanno scaricato la bellezza di 175.000 ebook di radionica e radiestesia. Questo vuol dire più di 2.200.000 circuiti radionici regalati da Marietto all'umanità. E questo è già qualcosina, non pensi? Sono un recordman, state guardando il recordman olimpionico a livello mondiale che non ha mai regalato così tanti circuiti radionici prima, ma penso nell'universo.
Esatto. A parte Osho, vabbè, il Baba, queste cose, però voglio dire... adesso no, non saltiamo su, però voglio dire... ci stiamo allargando, però non esageriamo. Fisicamente mi sto allargando, però sono... È vero, allora, no, è vero, però adesso quando ne incontrate qualcuno che ha fatto la stessa cosa, ci possiamo sedere a parlare. Senti, bei capelli, tu lo sai che ti hanno chiamato bei capelli? Il mio nome di telefono sotto. A parte gli scherzi, ho la maglietta di Face perché sei sapete spudorato. Comunque Cassiopea, oggi Marietto lo chiamo bei capelli. Bravo. Cassiopea. A parte gli scherzi, a parte c'è stato 5.000, abbiamo nella sezione shop anche dei prodotti chiaramente esoterici, professionali a pagamento, tra cui questo ciondolo magico, radionico, che si può programmare, che è di difesa. E costa 160 euro e non è tanto. Compreso di spese di spedizione. Esatto, per corriere. Bene, in più abbiamo 2 gruppi Face. Per quello io mi metto sempre maglietta blu per seguire l'onda e anche gli occhiali e la mascherina, no? Visto che esatto, Face tira la mano. Pendant, esatto, sono come una bandiera, vado dove va il vento. Mi chiamano bandierine, per quello mi sono dovuto zavorare con 110 kg, perché curvavo un po' sempre. Bene. Allora, andiamo a vedere un pochino le domande. Salutiamo intanto gli amici. Buonasera Francesca. Ah, non è Francesca, è Felix Francesca. Sì, poi buonasera. Persefone. Underworld. Mara, sì. Underworld. Buonasera Sandy. Buonasera Chiara. Buonasera Daniela. Cassiopea. Simona. Cassiopea ancora. Anna. Starseed, anche se è cancellato, lo salutiamo lo stesso. Poi la nostra vita. Bene. Poi una notizia a livello mondiale. Grazie. Non lo sappiamo, cioè voglio dire che la nostra buonasera Tincuta. Ciao Tincuta. La nostra Paoletta Cherilli è diventata nonna. Congratulazioni, sì. nonna La Paola. Nostra Paoletta Cherilli, io lo conoscevo ancora quando avevo bambini che avevano 10, anzi ho conosciuto ancora che i bambini, no, a parte di scherzo, ho conosciuto che avevano bambini piccolissimi e adesso è diventata nonna. Già, passa il tempo per tutti. Il tempo passa. Mi sa che per qualche anno sarà bisnonna. Vabbè, dai, iniziamo con la prima domandina di Francesca. Anna 2 giugno dell'80 vuole sapere se Alberto 8 gennaio 75 le è fedele. Però sotto ci daranno informazione top secret che sappiamo solo io e te e gli altri 2 minuti. Vabbè. Informazione più, c'è un mio ex che vuole tornare ma io non voglio. Allora, e poi sotto ancora, casomai dovesse uscire almeno sapete di questa informazione. Va bene, va benissimo. Allora, grazie. sappiamo che qui alla Renato Zero c'è qualche triangolino. E c'è qualcuno che bussa alla porta ma è rimasto il fuori. Il postino. No, è l'ex. Penso che fosse il postino che suona sempre 2 volte. Dai, va, andiamo avanti e facciamo questa stesa qui per la nostra Francesca. Mara? Vediamo. No, ha proprio detto Anna. Ha cambiato il nome in 2 3 secondi. Francesca, allora, Felix, vediamo se Alberto è fedele ad Anna. Va bene, dai, adesso ridevamo tanto per certo. drammatizzare, bisogna un po'. Beh, l'amore lo vedo, vedo delle belle cose. Dimmelo pure tu, Piglia. Sì, allora, è chiaro che la carta del Belvedere vuole anche dire che cerchi di tenere d'occhio la sua eventuale fedeltà, però non è un taglio preoccupante. No, anzi, vediamo cosa è un dicono. taglio alla Sherlock Holmes. Sì. Indagatrice, sonda, lei studia. Allora. E però vedi che c'è l'uomo che ha rimpianti, c'è, forse anche un ritorno, Vediamo un po' se è fedele. Vai. Ma diciamo che nella linea del passato non abbiamo carte che facciano intendere
cose negative. Anzi, diciamo che si è dato parecchio da fare. Una persona elegante, gentile, sì, sì. con un certo charme, una certa classe. Molto disponibile, ma anche sembra economicamente forte. Anche disponibile economicamente. Ma poi sembra anche una persona culturata. Sembra una persona proprio... E lei è una donna forte, Nanna è forte, e anche di buona volontà. Allora, diciamo che nel presente non ci sono tracce di infedeltà, ma c'è qualche blocco, qualche freno, diciamo così, nella vostra intimità. È come se... C'è qualcosa, sì, c'è qualcosa che... Non è che magari questo ex che sembra qui che torni alla carica... C'è una persona sicuramente piena di rimpianti. Sì, qua. Ma devo dire che... Questi sono impianti, E poi io vedo questo ex qui che bussa alla porta alla Lendelon. Allora, È vivo a Lendelon. Sarà l'ex o è l'Alberto? Che ha questo è un punto di domanda che dobbiamo risolvere noi. Perché poi nel futuro... Qui c'è molta gelosia, però è più... Cioè, di fatto non si vede nulla di compiuto, cioè non si vede un tradimento o qualcosa, si vede però forse una frenata. Lui rimpiange un qualcosa che si è fermato, un legame del passato. Sì, qualcosa. Sì. Oppure però non c'è un tradimento. No. Per ora diciamo che è fedele. È stabile, con un po' di chiusura, che è sicuramente un personaggio di valore, però vedo che c'è qualcuno, questa nuova entrata, cioè questa vecchia, che sembra che vede rimpiange. Allora, però passiamo al futuro. Guardiamo in avanti, dunque in avanti le cose un po' cambiano. È possibile che tu non abbastanza tranquilla per via di alcuni segnali, forse questo distacco, un po' di freddezza, lo vedi un po' frenato, non più lo stesso, ti insospettiranno tanto, vedi che nemico, gelosia, ti mette nella condizione di spiarlo di continuo. Sembra proprio di sì, sembra quasi un sottomarino che controlla, non dico uno stalker, perché mi ha detto queste cose non le dice, però sembra quasi che per delle gelosie, sembra che questo patto, questo... Oppure, altra interpretazione, potrebbe essere che i rimpianti li abbia lui verso, io non so se è stato sposato prima di stare con te, però si vede che o subentra un'altra persona che lui vive come ostacolo e questo riaccende un qualcosa, va a ripensare, cerca di riprendersi questa persona. È possibile, perché qui entra in scena una donna sposata che, non conoscendo bene la tua situazione, è un grande punto di domanda, perché la donna sposata ha parecchie interpretazioni non sapendo la situazione, e ve lo vediamo pensieroso, e sembra quasi che lui voglia fare un comeback, una retromarcia. Questo per il futuro, per il presente diciamo che la cosa è stabile, diciamo che c'è qualcuno che sta entrando nella tua vita o che già conosci che vuole tornare, e ce l'hai detto tu, ma si vede, no? Infatti si vede, è un outsider, no? Ma nel futuro vediamo, per via di gelosia, forse dovuto a una donna sposata che entrerà in scena e che lo metterà un po' in croce, lo vedo un po' pensieroso, lo vedo un po'... Allora lei dice che l'ex è più giovane di Alberto. E certo, guardalo qua, si vede che è più giovane lui, E lui è bello baldanzoso. Però questo, visto che stiamo parlando di Alberto, io qui lo vedo nel futuro, c'è una donna sposata che entra in scena. Potrebbe essere anche Nanna, Noi adesso non escludiamo questo, perché non conosciamo. Però andiamo sul finale, sul rush finale. Ma qui non si vedono tradimenti. No, tradimenti non si vede. Prima diciamo che c'era un tentativo di capire bene dove posizionarti, ma qui sembra che cerchi la stabilità, vedi? Stabilità e vede che sei un dono prezioso. Adesso è un'interpretazione con le poche informazioni che abbiamo, no? Però stai attenta che se non sei tu la donna sposata o ex sposata, nel futuro entrerà in scena qualcuna di importante che darà peso, cioè questo uomo darà peso, e molto probabilmente qui nel futuro, massimo 6-9 mesi,
ci potrebbe essere non sicuramente un tradimento, ma insomma. Cosa ne pensi, Livia? Che bisognerebbe capire, lei ha messo l'accento, sai, sul proprio ex, ma noi non sappiamo se Alberto proviene da qualche altra situazione. È questa che ci mette un po', io non me la sento di dire che... Tradimenti non ne ho visti, ma non vedo neanche che in futuro non ci penserà. Lì lo vedo molto pensiero. Andiamo avanti con Underwater. Mara, 22 febbraio 86. Potete dire Mara, no? Underwater. Ma quello è il suo nickname. 22 febbraio. Sembriamo 007. Dai, grazie. Buonasera, chiedo... 22 febbraio 87, tornerò a convivere con Roberto 14 settembre 58. 58-87, bene, sono delle belle date. Andiamo a vedere se la nostra Mara andrà a convivere con Roberto. Torna, dice. Vuol dire che hanno già convissuto. Certo, vuol dire che hanno già convissuto. Ok, vediamo? Tiro giù? Sì, tira giù la saracinesca. Voilà, vediamo se la nostra Mara andrà a convivere di nuovo con Roby. Vediamo un po'. Beh. Queste sono delle belle carte. Qui mi fa. Sembra proprio una proposta. Qui c'è una proposta, quasi un contratto. Ti farà il contratto, ti tira dentro almeno il taglio miracoloso, penso. È un bellissimo taglio. Vediamo cosa dice. Sì, dai, vediamo cosa dice la stesa. Il taglio promette bene. Io è passato qualche. È un gran signore, però vedi. C'è dietro qualcosina che non va. Vuoi dirlo tu o lo dico io? Ma nella linea del passato sembra che questo evidentemente, vedi, lei usa il verbo torno a vivere, no? E in effetti si intuisce che c'era un progetto qui. Ma potrebbe anche essere che questo progetto, infatti vedi vedovo, disgrazia, dunque questo... Sembra naufragato. Progetto è naufragato. Titanic. Forse, mettiamola così, io non so se lei magari desiderasse un bambino veramente. E magari lui non era pronto. Tanto pronto, quell'età magari è un pochettino, magari non se la sentiva. Volevo dire questa cosa qui. Non se la sentiva, magari ha pensato che fosse più giusto per lei che cercasse qualcuno più disponibile. Certo. Perché sembra proprio raccontare qualcosa del genere. Comunque adesso mi sembra un po' lui bloccato. È un attimo bloccato su questo. Nei tuoi confronti è sempre un gran signore, una persona gentile, elegante, con delle qualità importanti, ti vuole proteggere, ti vuole bene e tutte quelle belle cose. Però secondo è che me... ci sono dei blocchi che tiene nascosto, secondo me, vedi che non mi vuole dire. E magari è anche, magari si è anche fatto l'idea che lei abbia qualche altra persona, qualche altra figura. Potrebbe anche essere. Sembra che lui si potrebbe essere fatto dei pensieri qui, vedi, questi pensieri pensando che ci possa essere anche qualcun altro che di nascosto underworld lavorasse dietro. Per caso ho usato il suo nome? No, è underground, è underworld, insomma, contro di lei? No, non contro di lei, no, non io, lui, è lui. Le sibille dicono che lui si è bloccato un po' perché ha pensato, qui si vede che sta pensando, che ci fosse qualcun altro nelle vicinanze. Il giardiniere. O che lei desiderasse qualcos'altro. Esatto, qualcun altro, qualcos'altro. E perché lui è sempre stato molto motivato, secondo me. Sì, anche corretto, no? Perché non compaiono carte particolari. Però nel futuro, perché la domanda sua è intrigante. Tornerò a casa dal mio amato? E qui noi lo vediamo nel futuro molto pensieroso. Lei è speranzosa, però entra in scena un'altra donna sposata,
una donna che sembra che ha anche dei figli. Noi adesso non sappiamo se lui ha una moglie, dei figli, dei nipotini, però sembra. Probabilmente un suo vissuto ce l'ha. Sembra, e la cosa, guarda Hilde, nota bene, sembra aggravarsi nel futuro perché entra in scena una donna che di nascosto, senza che loro se ne accorgono, li attacca. Allora potrebbe anche indicare che questa figura costituirà un pericolo rispetto alla domanda di Certo. Anna. Perché? Perché questa donna probabilmente non starà bene. Può anche essere che questa figura, che fa parte comunque della vita di lui, avrà un problema di salute e probabilmente lui si sentirà in dovere di assisterla. Qua non compare, però compare tutta una serie di anche pericoli che provengono. Accarezzerei anche questa interpretazione. Allora, cosa perché dice? non conosciamo bene la storia, però non sappiamo ci tutto. sono queste due variabili. Io sono per la prima anche, ma anche la seconda si può carezzare, perché nella prima tu noti, lo vedi lui che sta pensando, lei vedi che è speranzosa del ritorno, però entra in scena una donna molto forte, una dama, la regina di cuori, no? E non è sola, vedi che è accompagnata è rafforzata a livello vibrazionale anche da due giovincelli, no? E quindi questo è un pezzo da 90 che scende in campo, è l'artiglieria pesante, e vedi dopo, a parte gli scherzi qua dietro, l'artiglieria pesante colpisce e lui o lei, insomma chi viene colpito, insomma va via storto, si ammalerà. Quindi attenzione perché se noi stiamo parlando di un ritorno, no, a casa, scende l'artiglieria pesante e guarda il finale. Probabilmente se viene avvertito un qualche pericolo che possa capitare di nuovo, esatto, qualcuno muoverà un po' di acque. Vediamo molto pesanti, perché qui di nascosto attacca. E infatti guarda il finale. Qui vediamo una persona molto malinconica che non raggiunge lo scopo. Entra in scena forse o una figlia o un'amica di questa donna, secondo me, che lavorerà molto. Già, per creare sì, competizione, rivalità. Cioè, sembra che magari non è la moglie, ma magari è un'amica lontana con cui ha avuto dei figli. O una figlia un po' più grande. Esatto, d'età. Comunque questo pezzo da 90 è la regina, e quando si muove la regina, tutti gli altri entrano. Già. Per questo è lui qui è pensieroso, perché lui sa come lei si muove. Diciamo che il ritorno alla convivenza non si vede in questo. Non è una cosa leggerina ma anche se ci dovesse essere questo ritorno, io andrei col giubbetto antiproiettili. Comunque come si dice, il lasso temporale interrogato dalle Sibille, che non è certo, vedi? Ma che lo dice anche lei. C'è una figlia con un bimbo geloso, è la madre di lui. Esatto. Quindi se anche ci dovesse essere questo ritorno, giubbetto antiproiettili e tappo dietro, perché quella persona è veramente fortina, anche a livello energetico, di qua di là abbiamo visto che si muove forte, è una persona spessa a livello energetico, e abbiamo visto che poi, attenzione, quelle carte lì erano pericolose perché c'era l'ammalato, questa non si muove a colpire a salve, questa quando colpisce fa dolore, l'abbiamo visto, perché la donna che colpisce quella è pericolosissima. La nemica ha un pericolo reale. E vi ha già colpito perché quando esce quella carta vuol dire che il colpo è già partito e ferito c'è. Bene, andiamo avanti, e qui mi fermo, andiamo avanti. Sandra, la nostra Sandra, 19 febbraio 69, David. Questa 23... mi sembra nuova, non l'ho mai sentita questa. Sandra, mi piace per queste domande. Allora, dopo l'ennesimo litigio, lui cosa farà? Grazie. Cavoli, sono come, sai, Bernac, te lo ricordi Bernac che diceva sempre le stesse cose, non si azzeccava mai. Le previsioni del tempo, sì, era non lui. Si azzeccava mai. Però era, dai, via, dai, facciamo la nostra Sandra, dai. Allora, dopo l'ennesimo, lui cosa farà la nostra Sandra?
David, cosa farà? Perché abbiamo già visto Cosa che David farà è un po' un David? opportunista, è uno che gli piace lavorare sul morbido. Cosa faranno? Cosa farà Sandra? Cosa vuoi che faccia? Vedi, questa è una carta, che cosa ci dice? Sai, Questo qui lui è... comunque c'ha gli altarini. Cosa sono gli altarini, scusa? È un prete? Gli altarini I letti? è un modo di dire di quando ci sono le cose nascoste, no? Gli altarini, le cose, i segretucci. Ma cosa è un sacrestano? Ah, I dice con le donne, segreti. con altre donne. Spiegamelo. Tu parli come se fossi in Gli sacrestia. altarini! Ma no, è un segreto Io quando facevo il chirichetto a piccoli mi dicevo, ma nell'altare, prendi qua. Ah, tu dici che lui ha altre... nell'altare non c'è roba nascosta. Cosa ne so, io vedevo vedevo il Signore, vedevo Gesù Cristo in croce. Lui c'ha le robe nascoste nel tabernacolo. E anche, attenzione, spieghiamolo bene la nostra Santa, è anche tecnicamente strategico. Sembra che non ne abbia solo una. Vabbè, andiamo avanti, vediamo la stessa. Vediamo un po'. La vediamo sospirare la nostra Sandra. Insomma, Sandra, ti consiglio... Vabbè, cosa farà lui? La domanda è questa. Ah, la domanda è quella? Sandra, cosa farà lui? Lui... Lui ti farà ancora la corte perché vede che tu sei triste, lo cerchi, sarai tristissima, poi nel futuro mi sa che c'è ancora un comeback, ma non solo con te, anche con una donna giovane. Sì. No, lì ci sono proprio incontri di natura sessuale. Sessuale, poi gli extraterrestri no, però voglio dire, siamo proprio... Allora Sandra, sai... io il David, io non lo conosco questo signore, no? Però diciamo che... Io non so se lui... cioè, noi non sappiamo se lui abbia già un rapporto ufficiale con una persona più giovane di te e viva con te una storia parallela, diciamo che non è che non torna, perché per tornare Lessi torna sempre a casa, però è più qualcosa di... Capisci? L'importante per te, Sandra, che non torni per tue insistenze o per tue malesseri, Esatto. Cioè deve essere qualcosa che lui torna per... Ma lui per torna, te. Ma forse perché gli mancheranno soldi, chi lo sa, sembra quasi una cosa un po'... Per tornare torna, perché postino, magari un postino, dicono che suona sempre 2 volte, però voglio dire... per tornare Sandra torna, però non è sai, quei ritorni che uno può dire torna e non esce più. Scusa, vabbè, perché c'è qui c'è l'Achille che mi guarda con gli occhiali che non è il vicino di sopra, è il cane, il nostro cane. Basta, se glielo inquadri, guardate che bello che è, guarda il profilo, faglielo vedere, guarda che... Sono geloso, mi ruba la scena, dai. Guardate che profilo straordinario che... Achille. Guardate che bello. Achille? No. Guarda il patatone, non è un po'? Il vecchietto, guardate la barbetta bianca. A 9 anni. Gioia. Andiamo avanti, dai, su. Chiara ci saluta e adesso abbiamo la nostra Daniela. Ciao, vorrei sapere se la lettera dell'avvocato che ho fatto mandare a S, donna, S, cosa vuol dire? La vicina di casa, la verduriera l'hai mandata. Il nome. No, saltiamo via questa qui, no. Saltiamo la domanda bocciata. Se avete timore, come dire, giustamente volete la privacy, siamo sempre disponibili per i consulti privati. Quelle cose lì così da ciarlonesche, così da... Allora, vediamo la prossima domanda. Cassiopea. Vincenzo, 16 aprile del 60, cosa pensa dopo la vacanza passata insieme? E Katia è 28 febbraio 75. Vediamo un po' le nostre. Andiamo, cosa pensa Vincenzo di Katia? Da Achille, per favore. Ma Sandra l'avevamo capito che non sta più assieme, le carte l'avevano detto, però voglio dire, lui tornerà, non preoccupati, solo che tornerà per... Capisci? Cioè, le Sibille avevano detto che le sarà... Ok, adesso ritorniamo su dalla nostra Cassiopea.
Allora, 60 per Vincenzo Vincenzo, 60 esatto. e Cosa Katia. pensa dopo la vacanza che hanno passato insieme? Ok, Ancora un pochettino più giù sul vediamo un po' tavolo. cosa pensa. Se devo essere onesto, dillo tu perché non ho coraggio. Ma No, lo dici tu perché io non ho coraggio. beh, diciamo che E se non dici la verità, la dico io. allora, diciamo che un attimino forse l'aspetto pecuniario io non Lei lo sta so. cercando di dirti, no. Io per quello porto la mascherina, così l'ambasciatore non porta bene, ma dalle sibille che sono uscite. No, dillo tu perché io non ho coraggio. Ma tu cosa dici hai visto? Io vedo... dai, di tu. Io vedo che lui ha avuto un po' paura dell'aspetto pecuniario. E io che stavo dicendo? L'hai girata come se, boh, chissà cosa ci avessi visto. Qua mi sembra che lui un attimino... o non è che ha tutte le risorse che magari ti ha fatto vedere o pensare, oppure se ce le ha non le vuoi condividere. Esatto, diciamo che è un po' un braccino corto. E vediamo la stesa, dai. Non fatemi parlare perché sennò dopo... No, anche perché giusto è un taglio, vediamo un po'. Sì. Io non penso che voglia proseguire dopo il viaggio, guarda qua. No, sì. Viaggio, allora ti spiego, sacerdote. parliamoci chiaro, nel passato probabilmente lui anche aveva altre, ti vedo un po' malinconica. Ma lei è più giovane, lui, sì, lui c'è... gli altarini? Ai fianchi, cioè nel senso l'ha corteggiata parecchio, si è dato parecchio da fare. Sì, questo è un dubbio, però guarda, adesso diciamo nel presente sembra che ci sia qualcosa di solido, sembra, no? Ma qua parla anche di una ex. Certo, di un ritorno. Però lei io non lo so se lui, io non so se lui ha fatto questa vacanza per superare qualche altra cosa o in fondo voleva capire, togliersi questo pensiero di vedere come andava con te, ma quasi per togliersi un tarlo, no? Ma cioè, alla fine, in questo momento, anche se ti scrive, ti dice delle cose promettenti, c'è comunque una persona che fa parte del suo passato ancora lì. È anche molto forte, è una persona molto forte, saggia, ha delle qualità importanti. Qui o è una madre o è una ex, dunque c'è poche. E visto anche che c'è una nemica ma poi guarda il futuro. Lui cioè, alla fine pensa... qua si vede che lui pensa come allontanarsi. Anche qua vedi, cerca di interrompere il flirt. E anche qui tu nel futuro lo vedi andare via, vedi l'amore sparire, perché lui sta pensando alle strategie. E qui si raffredda tantissimo e di che si conclude perché c'è qualcuna che entra in scena. Esatto. Molto probabilmente una ex o qualcuno. Capisci, ci sono delle... Vabbè, noi, ripeto, non conosciamo la storia, non conosciamo tutti i dettagli, sappiamo solo che avete fatto questo viaggio, ma il viaggio non c'è seguito. No, non c'è seguito. Cioè, magari dirà anche delle cose belle parole, ma le sibille ci hanno... Te la metterà giù come una cosa saggia da fare, la cosa giusta. Esatto, però diciamo che purtroppo, non so, mi è sembrato quel taglio lì una persona un po' col braccio corto, che avrebbe voluto fare il passo più grande della cama. Sai quelli che si comprano i jeans da 350 euro, che poi... Sì, conosci qualcuno del genere, che poi dopo magari hanno dei figli e risparmiano sui figli, però vanno in giro con i pantaloni bucati da 350 euro.
Hai presente quelle persone lì? Ho presente. Belli, così. Presentissimo. No, fate gli scherzi. Il fatto è che il taglio ci stava già a indicare che lui in questo viaggio qui... Si è fatto 2 conti già. Di cosa gli costava meno, se l'ex moglie o l'ex può essere anche non un ex moglie, però un ex che molto probabilmente aveva una visione meno... I Sibillini dicevano questo. Lei lo diceva. Sai, Katia, io non ho voluto dirlo. Questo Vincenzo, purtroppo... Andiamo avanti. Simona, 79, chiedo se può avere una storia seria e duratura con Simone, 27 novembre 74. Lui lascerebbe sua moglie. Bene. Ma è una domanda o un'affermazione se lascerebbe la moglie? Vabbè, vediamo se avranno questa relazione. Simona. Tanto si vedrà. Simona e Simone. Simone. Un po' di fantasia. Non I Simoni. Sì, i Simoni. Come andranno i Simoni? Guarda, un po'. Ok, allora ho mischiato le carte, questa è girata. Beh, ci sono delle belle comunicazioni fra loro due, o ci sono state o ci saranno. Comunque sembra che la cosa avrà un crescendo anche tra l'altro tramite messaggi, telefonate. Sì, vedo molta buona volontà nella direzione giusta. Vediamo. Dai, è stato molto insomma, qualcosina. Se lasciano la moglie, vediamo un po'. Ma questa sera le mie sibille sono indiavolate. Peperoncino? Sì. Hanno mangiato piccante? La piadina che non era ben cotta. No, è probabile. Effettivamente anche la mia era un po'. Più lì. Dove sei andato, Angela? Scusa. Allora, qui che dire? Sicuramente lui ha avuto una crisi con la moglie, vedi che c'è... altro che crisi lì. Però una pezza l'hanno messa in passato. Esatto, qui c'è il dottore che ha messo, forse non lo vedo bene. Simona, sembra che il dottore cioè il dottore, non un dottore fisico, ma qualcuno sia riuscito a toppare, a mettere, chiudere insomma la perdita, mettiamola giù così, giusto? Comunque... Il presente? Nel presente, il fatto è che ha una situazione, mi sembra un po' troppo... Cioè, dupli face. No, allora, quello che voglio dire è che per quanto lui sia disponibile con te, per ora è ancora legato troppo a doppio filo con delle situazioni economiche a casa. Esatto, il matrimonio sembra molto di interesse, ok? O basato su convenienza o su impegni economici che hanno... che quindi blocca. Esatto, tutto il suo... Questo è presente, la linea presente sembra che sia bloccato per questioni economiche a casa. Qua. Dunque io tutta sta cosa che lascerà la moglie non la vedo. Adesso non la vediamo. Non si vede. Nel prossimo periodo. Nel futuro ancora peggio, però... Adesso andiamo per gradi. Nel futuro io vedo, vedi, questo Simone è un bel becco, diciamo che sicuramente ti corteggia e continuerà a flirtare, ma vedi, è una carta dove si capisce che lui si giostra fra 2 persone, dunque ancora in questo caso non lo vedo lasciare la moglie, continuando pure a coltivare il rapporto con te. Tipo un pendolo. Sì, ma non molla il ramo di là, anche perché... È una scimmietta. Cioè ci sono delle situazioni, vedi, che anche... Poi ci saranno però delle lettere un pochettino... Consolante sorpresa e gran consolazione comunque hanno anche quella cosa di economia dietro, no? C'è anche un qualcosa dove ci sono degli obiettivi che possono essere anche economici. Cioè qua... E poi lui è strategico, attenzione anche a che non vi guardi, non vi spii, non vi controllino. Esatto. Ci sono delle cose Sembra quasi che lui sia un po' legato a una questione materiale. Guarda, io non ho il coraggio di dirti il finale, lo faccio dire a Hilde, perché il finale è piuttosto importante. Il finale intanto parla
comunque di una relazione extra, sempre e non di una cosa nascosta. ufficiale. Esatto. Dove sicuramente le cose, cioè vi darete parecchio da fare, cioè nel senso vi incontrerete, sarà una cosa che tu forse ti aspetterai molto rispetto a quello che ti dirà, ma in realtà farà un sacco di promesse che non manterrà. Secondo me è un marinaio. È un marinaio, e poi vedi... E questa qua che sembra che torni invece... Io toglierei il sembra, ma io penso che lui in questa relazione nascosta, lui con un colpo di coda voglia tornare. Cioè io non lo vedo lasciare la moglie, ma neanche per sbaglio. Assolutamente no. Ti dirà che magari lo lascerà e giurerà sulla testa del suo vicino di casa, quello del terzo piano. Se vuol giurare sulla testa di qualcuno, gli diciamo noi qualche nome così. Gli diamo un paio di nomi. Però ti assicuro che lui tornerà da dove è arrivato. Torna all'ovile, altro sì, adesso noi scherziamo sempre, però è vero. Furbo questo qua. Però là la moglie non la lascia. No, perché ha troppi interessi. Magari si fanno due conti su cosa gli costerebbe una manovra del genere. È un'azione strategica, tipo un gambo, quel tipo lì. Andiamo avanti, speriamo di dare delle buone soluzioni, ad esempio ad Anna. Vediamo. Allora. Si sbloccherà Domenico nei miei confronti. Allora, Domenico 19 marzo 66 e Anna 19 maggio 67. Brava. Guarda qui, Stassi, mi ha riconosciuto, ha detto che sono un mito. Per due scherzi, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' la nostra Anna. Buonasera Maurizio Antonio, visto che si è aggiunto anche lui. Ciao Maurizio. Poi tu cocca. Tincuta, ma l'avevamo salutata. Una parolaccia, Ma no, poverina, si chiama così. Sto scherzando, dai. Loredana, buonasera. No, calma, però Tincuta dice che è un acquario. No, ma ha messo la data, guarda, 11 febbraio 69. Ma il nome non mica l'ha messo, cos'è? No, lei si chiama Tincuta, l'ho già avuta in una diretta anch'io. Si chiama proprio così. Scusa Tincuta, allora prenderemo un esame con domanda. Solo che lui bilancia e lui, come si chiama lui? Tincuta devi scriverlo. Allora, e poi salutiamo poi anche buonasera Graziella, buonasera Loredana, Viola. Persefone, poi Graziella. Viola, anche se l'ha cancellato, buonasera anche a te, va bene. Dai, andiamo con Anna, la nostra Anna. Si sbloccherà Domenico. Vediamo se si sblocca, adesso lo sblocchiamo noi, se non si sblocca. Come lo sblocco? Dov'è il mazza baseball? Quella del giocatore di Ti ricordi il Ray Donovan? Stavo dicendo quello lì. Dai, via. Quindi tanto scendeva dall'auto con la mazza. Beh, si sblocca. Speriamo che non si sblocchi solo con te, qua, perché mi sembra che si sblocca un po' con tutti qua, Altro che Altarini qua. Una bella... Qui si sblocca troppo. Non farlo sbloccare troppo. Qui mi sembra che si sblocchi troppo. Vabbè, andiamo avanti. Insomma, comunque, sono due carte un po', Ci sarà un lieto evento comunque. Sì, certo. Non c'è che sbloccare. Devi tenerlo lì a un certo punto. Frenarlo. Ma stasera le sibille proprio non ingranano, sono cattive stasera. Disimpregnatore un pochino. Mamma mia, sto scherzando. Certo, no, le sibille fanno quello che possono con quello che trovano. Certo. Allora. Senti un po'. La nostra Simone è una donna forte e ha una visione, però lui mi sembra un po'. Ma non si chiama Anna, Simona. scusa, Anna, scusa. Allora Anna, ascolta un po', qua c'è una situazione strana nel passato, qui sembra che abbiate litigato in modo piuttosto pesante, o perché ti nascondeva qualcosa, o perché magari tu temevi che ti nascondesse qualcosa legato a una donna più giovane. Qua c'è un po' un po' di gelosia, che pesante. Nel presente però io vedo che c'è del lavorio dietro, tu sei molto, però vedi,
Questa carta qui guarda ancora indietro, po'... guarda ancora una donna del passato, quest'uomo. Quest'uomo qua... Ed è ancora il blocco persiste, cioè una donna che potrebbe essere addirittura sempre questa. Anna, guarda, la situazione qua questa volta... non lo so se si sblocca. No, io non dico così. Lo vedo anche che ci pensa su bene, si fa anche due conti, nel senso è un tipo pragmatico. Questo è pragmatico, questo qui è... Cerca soluzioni, cerca se... Lo vedo che lì che si chiede se deve chiudere completamente questa cosa o... Nel futuro, Esatto, dunque, però è sempre legato... a un fil rouge. E poi il finale lascia poche speranze. Non sembra, cioè, sembra che possa nascere qualcosa, però non si capisce bene se nella direzione di Anna o con Becca, perché qui c'è qualcuno del passato che bussa alla porta, o potrebbe essere anche la mamma, potrebbe essere qualcuno di influente che lo placca. Ma sai, siccome c'è anche la matrice, che generalmente è qualcuno a cui ancora guardiamo nel passato, accompagnato dalla vecchia signora. Purtroppo. Allora, diciamo che lui è bloccato probabilmente perché non è che ha mai superato veramente un qualcosa del suo passato, capisci? E tutto sommato, per quanto possa anche decidere che valga la pena riprovarci e provare a costruire un po' di fiducia, un po' di intimità in più, c'è sempre comunque il lato economico che e anche diciamo che un aspetto di una figura del suo passato che comunque sempre minaccerà la tua persona, ma non che minaccia te fisicamente di venirti ad aggredire, proprio minaccia la tua figura accanto a lui. Dunque sbloccarsi la vedo difficile. Per il momento direi di no. Nei prossimi 6-9 mesi vedremo, magari la cosa evolve, però per il momento non sembra, e nemmeno nel prossimo periodo. Ma neanche con un rito propiziatorio gli sblocchi qualcosa, sono troppo solide queste carte. Sapete, ci sono a volte dei margini di intervento e a volte no. A volte dei margini di intervento con tanti interventi. Si riesce a fare qualcosa. E con tanta pazienza, perché dovete considerare che in fondo le variabili in gioco potrebbero essere più. Ma qui è così chiusa la cosa. Ma qui ci vuole proprio un miracolo. Forse De Marietto potrebbe fare qualcosa, però qui non si sblocca ben niente per i prossimi mesi. È troppo... è placcato, come se fosse un uomo che ne ha 2 o 3 contro. Andiamo avanti. Ma stasera le Sibille proprio non vogliono vaccinare. Allora, Marietto, un po' tardino. Cari amici, sono 47 minuti che siamo in pista gratuitamente per voi, però il vostro Marietto vi dà la soluzione. Venerdì alle 21:30 abbiamo il De Garda, mentre io sarò dall'altra parte a aspettare per fare le pulizie radioniche, e vi ricordo anche che facciamo le pulizie per il vaccino, no? Perché abbiamo una nuova, dei filoni nuovi anche per il venerdì, no? In cui puliamo per il vaccino chi si è iscritto. Per chi ha aderito all'iniziativa, faremo appunto i protocolli di riequilibrio post vaccinali. Allora, come abbiamo detto appunto, siamo comunque disponibili per consulti privati a pagamento e torniamo comunque gratuitamente venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube. YouTube. Vi ricordo, il sito Capitano hanno già scaricato più di 175.000 ebook, più o meno 2.200.000, 2.300.000 circuiti radionici, quadranti radiostesici, sempre gratuiti. Bene, grazie cari amici, dal Marietto e soprattutto da Dalla Hilde. Buonanotte. Buonanotte.